Acqua Alta a Venezia con sorpresa per turisti e disagi per i residenti. Sedie e tavolini dei locali in piazza San Marco sono finiti in acqua. La denuncia, nessuna segnalazione. Cambiamento climatico, l'agosto appena terminato ha fatto registrare in Veneto una temperatura media di 24 gradi 3 in più di quella del periodo 91-2020. Danni da maltempo, la Riviera del Brenta sta ancora aspettando i ristori per la grandinata del luglio 2023. La consigliera regionale pentastellata Baldina ha presentato un'interrogazione. Tragedia sulla Marmolada, le famiglie dei due alpinisti precipitati si sono chiusi nel dolore. Sabato a Fonte Alto l'ultimo saluto a Filippo Zanin. Il giallo di Alex, una marcia silenziosa per chiedere verità per il 25enne morto dopo un rito sciamanico, ma l'annuncio della presenza della famiglia al Palio di Vidor scatena l'odio sui social. Ha massacrato il gattino della fidanzata a regalo del suo ex, colpendolo a bastonate perché, secondo la sua versione, colto da raptus. È successo a Chioggia. Mostra del cinema, premio Famiglia Cristiana per Antonio Albanese e la sua comicità che guarda anche al sociale. L'attore registra ai nostri microfoni, ogni volta un'emozione qui al Lido. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: il maltempo in primo piano che ha portato l'acqua alta a Venezia con sorpresa per i turisti e disagi per i residenti. Sedie e tavolini dei locali in piazza San Marco sono finiti in acqua. Il maltempo ha colpito anche il veneziano, dove si sono registrate piogge intense in mattinata, qualche raffica di vento, e in piazza San Marco è tornata l'acqua alta. Sedie e tavolini dei locali circostanti sono finiti in acqua. Un picco di 110 centimetri alle ore 13 che non ha reso necessaria l'attivazione del Mose, ma ha scatenato polemiche tra i commercianti della zona. Purtroppo le acque alte nel periodo estivo non sono più una rarità, ma stanno diventando un problema costante e grave. Anche oggi non c'è stato preavviso, non c'è stata comunicazione né nei confronti di chi la città la vive e ci lavora, né per i turisti che si sono trovati completamente spaesati in una città, in un luogo, l'area marciana, sommersa dall'acqua. Il problema è grave perché il protocollo estivo non considera la presenza delle passerelle. Non è stato attivato il Mose e sostanzialmente le persone sono impedite nello spostarsi all'interno della zona dell'area marciana. Ma se qualche turista si è voluto divertire camminando a piedi nudi in mezzo all'acqua, altri invece, denuncia Vernier, erano in palese difficoltà. Noi come associazione abbiamo chiesto già dallo scorso anno che venissero rivisti quindi i protocolli per le passerelle, cercando di metterne almeno nei punti nevralgici. Abbiamo chiesto che venga innalzato il Mose nel caso in cui ci siano eventi di questa portata. Per quanto riguarda l'innalzamento del Mose, però, il vice sindaco specifica. Il protocollo del commissario del Mose e comunque degli enti che gestiscono il Mose prevede che venga alzato sopra i 110 e quindi porterà qualche disagio nell'area soprattutto di San Marco. Le previsioni poi per i prossimi giorni comunque sono di maree sotto i 100 centimetri, quindi il disagio dovrebbe essere limitato. Il maltempo si è abbattuto anche a Chioggia, in particolare colpendo la zona di Isola Verde e Sottomarina, dove a causa del forte vento è anche caduta la torretta che si trova a sud dei bagni Gran Sostanco. È successo verso le 16, colpiti anche lettini e ombrelloni, e le boie di delimitazione in acqua si sono spostate completamente. Ed è stato per il Veneto l'agosto dei record, temperature mai così alte, più 3,2 gradi rispetto all'ultimo trentennio, e siccità. Un agosto caratterizzato da notti tropicali, 21 su 31. Temperature che di notte hanno superato di almeno 3,2 gradi quelle registrate negli ultimi 30 anni. I dati sono della Protezione Civile del Veneto. Dicono che è stato l'agosto più caldo, con una media di 24,1 gradi tra minime e massime. 14,1 gradi sul Faloria Cortina d'Ampezzo, 2235 metri di quota. 19,7 gradi a Col d'Indes in Alpago, 1181 metri, 23,3
3 gradi a Passo Santa Caterina nel Vicentino. Insomma, valori eccezionali cui fa da contraltare il peso delle piogge. In Veneto sono caduti 66 mm rispetto ai 102 mm del periodo 1994-2023, il 36% in meno. La delicatezza del momento sta nel fatto che sia pur in presenza di precipitazioni che in generale potrebbero anche non apparire come rilevantissime, queste fanno i conti con un terreno che nelle ultime settimane ha visto pochissima acqua e quindi il terreno così secco e le precipitazioni intense in archi temporali ristretti possono generare qualche problema, in modo particolare nei corsi d'acqua secondari. Valori eccezionali, un record di caldo e siccità che impone attenzione ora alle opere minori. C'è ancora moltissimo da fare, in modo particolare una grande sfida da mettere in campo subito, che coinvolge tutti i comuni e le amministrazioni comunali, sia quello delle acque meteoriche e quindi dei cosiddetti tombini che non sono più in grado di assorbire questi fenomeni. Danni al maltempo, la Riviera del Brenta sta ancora aspettando i ristori per la grandinata del luglio 2023. A poco più di un anno dalla violenta ondata di maltempo che nel luglio 2023 si è abbattuta sulla Riviera del Brenta, causando danni per circa 1.300 milioni di euro, i ristori da Roma scarseggiano. Per questo la consigliera regionale Baldin ha presentato un'interrogazione alla Giunta. Lo Stato non ha fatto la sua parte, il governo infatti ha stanziato solo il 2,5% delle risorse che servono a queste popolazioni. In particolare io con questa interrogazione chiedo che il Presidente Zaia e tutta la sua Giunta faccia un'azione di protesta forte nei confronti del governo per chiedere i ristori che spettano alla popolazione della Riviera del Brenta. Dopo la lettera di protesta del sindaco di Dolo Gianluigi Naletto alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Baldin chiede alla Giunta quali azioni siano state messe in campo contro le esigue somme erogate dal governo, in alcuni casi mai arrivate ai comuni, e aggiunge: Chiederemo anche la presenza sul territorio dei parlamentari veneti, in particolare eletti nella provincia di Venezia in Riviera del Brenta, proprio perché anche loro manifestino insieme a noi consiglieri regionali tutto il nostro sdegno. È arrivato il momento di fare gli interessi del territorio, meno quelli del partito di appartenenza. Tragedia della Marmolada, le famiglie dei 2 alpinisti precipitati chiuse nel dolore. Sabato intanto a Fonte Alto l'ultimo saluto a Filippo Zanin. Il giorno del dolore, delle lacrime e dei tanti perché. Cos'è accaduto sulla via Don Chisciotte nel versante bellunese della Marmolada? Sono precipitati per cause ancora da accertare durante una scalata. Filippo e Francesco avevano in comune sia l'amore e la passione per la montagna che il lavoro nella stessa azienda, la Scarpa di Asolo. Esperti alpinisti periodicamente si davano appuntamento per raggiungere un'altra vetta. Il sorriso nelle foto, i sogni, tutto si è infranto in quel maledetto giorno. Cos'è accaduto? Nessuno riesce a spiegarselo, nemmeno i familiari chiusi in un dolore immenso. I corpi di Filippo Zanin, 36 anni, e Francesco Favilli, 44, sono stati individuati alla base della parete dall'elicottero Falco 2. Lo shock della comunità dove i 2 alpinisti vivevano, poca voglia di parlare, i vicini scuotono la testa e si stringono al dolore dei familiari. L'addio a Filippo, papà di una bimba di 2 anni, sarà sabato 7 alle 10 nella chiesa arciprete di Fonte Alto. Il sindaco di Fonte ha incontrato i genitori del 36enne. Che rinnovo le condoglianze a tutta la famiglia, a nome dell'amministrazione, di tutta la comunità di Fonte, che in questo momento so essere vicina. È un lutto pesante per la nostra comunità perché era un ragazzo solare, era un amico di tante persone, di tutti, aveva sempre il sorriso, quindi Filippo voglio ricordarlo così. Sindaco e amministrazione saranno presenti per l'ultimo saluto a Filippo. Gli staremo vicino per quello che si può fare in questi momenti, insomma. Francesco viveva dal 2022 nel comune di Maser, ma era originario di Pordenone. Lascia 2 figlie di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Nei paesi regna il silenzio, ma rimangono quelle immagini dell'elicottero che perlustra la montagna ed il rombo di Falco 2 che squarcerà per sempre le speranze dei familiari. Filippo e Francesco erano lì, privi di vita, ai piedi di quella montagna immensa che tanto amavano.
Ed ora il giallo di Vidoro, una marcia silenziosa e pacifica per chiedere verità per Alex Marangon, il 25enne morto dopo un rito sciamanico. L'annuncio della presenza della famiglia del giovane al Palio di Vidoro di domenica scatena però l'odio sui social. Ma statevene a casa, cosa c'entrano gli abitanti di Vidor? Se avete qualche protesta da fare andate in procura, rompete a chi sta indagando. Potete e dovete solo vergognarvi a scaricare le vostre paranoie su chi non c'entra niente. Una nuova ondata di odio social contro la famiglia di Alex Marangon. Il 25enne morto dopo un rito sciamanico organizzato all'abbazia di Vidor. Era la notte del 29 giugno quando Alex scomparve nel nulla. 3 giorni dopo il ritrovamento del suo corpo nei pressi del Piave. Un post, questo tra i più duri, ma altri sono stati pubblicati sui social come questo che dice: non si può bloccare un intero paese per un rito che è stato deciso da dei personaggi che non c'entrano nulla né con la Chiesa né con Vidor, bisogna essere responsabili delle proprie azioni. Insomma, una forma di protesta all'annuncio della famiglia di Alex di voler partecipare al Palio di Vidor fissato per domenica questa, con una marcia silenziosa e pacifica per tornare a chiedere verità per il loro figlio. Famiglia che ottenne di far spostare il palio come da tradizione previsto anche in abbazia in piazza Vidor, in segno di rispetto per una morte avvolta ancora nel mistero e con la speranza che in quel luogo possano ancora essere ritrovati elementi utili alle indagini. Siamo sconcertati, scrive mamma Sabrina, abbiamo chiesto l'autorizzazione dalle 10 alle 13, ma siamo già stati minacciati dalla gente del posto. Questo post, spiega, è stato pubblicato sulla bacheca di mio cognato. Per fortuna che andremo a fare una marcia pacifica, silenziosa e di sensibilizzazione, ci aspetta un bel clima, scrive invece direttamente il papà di Alex sui social. La manifestazione si svolgerà a margine del palio, avevano annunciato i coniugi Marangon, ma quella di domenica potrebbe però rivelarsi una mattinata di tensione. Ha massacrato il gattino della fidanzata a regalo del suo ex colpendola a bastonate, calci e pugni perché secondo la sua versione, colto da raptus, la bestiola è stata ridotta in fin di vita con testa e bocca spaccate, la vescica spappolata dalla violenza dei colpi. È successo a Chioggia nella notte tra martedì e mercoledì quando la padrona non c'era. Dopo aver portato l'animale in una clinica veterinaria di Padova in condizioni gravissime, la ragazza ha lasciato fidanzato denunciandolo alle forze dell'ordine. Ed ora la riforma delle concessioni balneari in Italia, che è a un passo secondo Union Mare Veneto. Le scelte dei gestori del litorale veneziano sono state lungimiranti e in Regione sono pronti all'arrivo della nuova normativa. Le discrezioni che questa mattina giungono da Roma relativamente al testo approvato ieri al Consiglio dei Ministri non ci hanno certo colto di sorpresa e confermano ancora una volta la bontà dell'approccio imprenditoriale e proattivo che il comparto veneto del turismo balneare da sempre ha messo in campo su questo tema. Concessioni balneari estese fino al 2027, poi messa a bando di tutte le autorizzazioni che dureranno da 5 a 20 anni. Inoltre un indennizzo per gli investimenti dell'ultimo lustro dovrà essere riconosciuto al gestore uscente da chi gli subentra, così come dovrà essere garantita la continuità occupazionale. La sospirata quadratura del cerchio per l'adozione della direttiva Bolkestein sulle spiagge italiane è un passo, frutto di un'intensa mediazione tra Roma e Bruxelles da un lato e tra il governo e il vivace fronte interno dei gestori italiani dall'altro. Gestori che nel caso del Veneto hanno dimostrato più lungimiranza dei colleghi di altre regioni. Bene hanno fatto i tanti imprenditori veneti che in questi mesi hanno deciso a Jesolo come nelle altre località della costa di utilizzare lo strumento della legge 33 per ottenere un titolo certo e quella continuità aziendale ed occupazionale che dà certezza alle tante persone impiegate in questo settore. Per Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, importante associazione per la tutela e lo sviluppo del settore balneare regionale, i fatti stanno confermando la bontà delle scelte compiute nell'ultimo periodo lungo la costa veneziana. È evidente che il comparto balneare aveva bisogno di un'attività di riordino che evidenzia anche le profonde differenze di cultura imprenditoriale tra i vari territori costieri a livello nazionale. Sono certo che ancora una volta la costa veneta saprà confermare il proprio primato quale tematismo balneare più importante a livello nazionale.
Zona logistica semplificata di Venezia e Roviga, lo sblocco dei crediti di imposta è finalmente operativo, ma le buone notizie purtroppo finiscono qui, lo dice il senatore Andrea Martella, segretario veneto del Partito Democratico, ospite della prima edizione di oggi. I tempi per ottenere i crediti per il 2024 sono strettissimi, non c'è alcuna certezza sul prosieguo di tale misura in futuro. Sentiamo dunque le sue parole. Finalmente il governo, dopo 2 anni che sono insediati, ha dato il via libera al credito d'imposta a favore delle imprese. Era una scelta che per la verità avevamo fatto noi nel 2020 quando eravamo al governo, e io stesso mi ero adoperato per questo. È una scelta, quella della ZLS, che può attrarre investimenti, può migliorare l'occupazione, può determinare una fase di sviluppo, ma se non ci sono le risorse per dare i crediti d'imposta diventa complicato. Allora sono state stabilite delle risorse solo per 80 milioni che dovrebbero essere utilizzate entro il 15 di novembre. Noi stiamo dicendo insomma, bisogna prevedere delle risorse anche per gli anni successivi, almeno fino al 2027. In tal senso già nel passato ho presentato delle proposte, lo farò anche nei prossimi giorni e vedremo se il governo sarà all'altezza di rendere strutturali questo tipo di scelte. Ed ora siamo alla Mostra del Cinema. Uno dei personaggi più amati del nostro cinema e della nostra televisione ha ricevuto un importante riconoscimento alla Mostra di Venezia. La Mostra del Cinema di Venezia assegna un importante riconoscimento ad Antonio Albanese. A lui è andata la terza edizione del premio di Famiglia Cristiana. Lui, uno dei volti più amati del nostro cinema e della TV, che a Venezia è di casa. A consegnargli il riconoscimento il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, e il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, nativo di Bolzano, ma originario delle nostre terre venete di Treviso e Casier di Dosson. Antonio Albanese è qui a Venezia per ricevere un premio importante. Beh, è molto importante, sono particolarmente proprio orgoglioso perché in questo premio c'è la parola famiglia e per me la famiglia è qualcosa di sacro, è fondamentale per me la famiglia. La comicità come la tua fa anche riflettere. Cosa ne pensi essere qui a Venezia con questo genere di... Beh, essere a Venezia è sempre motivo di grande orgoglio. Io la prima volta a Venezia con Vesnava Veloce del grande mio amico Mazzacurati 30 anni fa. Poi sono ritornato con Carlo, poi con Pupi Avati, poi con Gianni Amelio, poi con i Fratelli Italiani. Sono stati sempre dei momenti molto belli qua a Venezia, molto belli, e questo è ancora di più. Inevitabile parlare con il premiato anche del suo capolavoro, 100 Domeniche. In 100 Domeniche io, leggendo e seguendo un'ingiustizia così spaventosa, mi è poi venuta voglia, grazie anche alla solidarietà e anche al sostegno di grandi esperti, di fare questo film, di raccontare questa orribile ingiustizia. Però volevo raccontarla cercando di far notare a noi, al pubblico, quali possono essere le conseguenze. Antenna 3 e Media Nord-Est, insomma, buon tutto e fate sogni internazionali. Spettacolare red carpet di Lady Gaga, prima e unica diva del festival ad essere arrivata a piedi a Palazzo del Cinema, e oggi ultimo film italiano in concorso. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha bruscamente cambiato clima. Questa mattina è stata bagnata dalla pioggia e sferzata dal vento dopo i giorni di caldo torrido e temperature bollenti. Ieri sera, spettacolare red carpet di Lady Gaga, che ha dominato la scena ed è stata la prima e unica diva di questa edizione ad arrivare a piedi al Palazzo del Cinema, dopo una breve passeggiata dall'Excelsior e non in auto come solitamente fanno tutte le delegazioni. Lady Gaga era circondata da un ampio cordone di sicurezza, ma si è concesso una breve passeggiata, riportando la mostra dei decenni precedenti, quando attori e star erano liberi di passeggiare sul lungomare. Lavorare con Joaquin è stato semplicissimo, mi è piaciuto molto, mi sono molto divertita. È stata un'esperienza molto diversa da qualsiasi esperienza mai fatta prima con altri attori. È molto libero e credo di aver imparato che
arrivare sul set con un'idea preconcepita di quello che avevamo fatto era sbagliato, e credo che tutti noi abbiamo vissuto grazie al caos che si è creato. Una storia molto interessante, il modo in cui Todd racconta questa storia. Ecco, vi immaginate questo film come potrebbe essere, e dopodiché, dopo averlo visto, penserete non avrei mai potuto immaginare nulla di simile. Far sì che questo succedesse, dovevamo fare una ricerca quotidiana, cercare il momento di onestà, di verità di ciascuna scena, come racconta una storia, e francamente vogliamo che siate voi a decidere per voi, quando vedrete il film, che cosa significa per voi questo film, piuttosto che decidere noi per voi. Abbiamo un feeling particolare per Venezia dopo quello che è successo la volta scorsa, non solamente la vittoria del Leone, ma il modo in cui il film è stato trattato. Per questo film sono più nervoso, più emozionato. È più facile arrivare con una novità e vincere successivamente qualche cosa. In questo caso ci saranno sicuramente molte aspettative, quindi mi sento sicuramente più nervoso rispetto al primo film. E con queste bellissime immagini termina la nostra edizione veneziana dei telegiornali. Ovviamente ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.